Più che un derby, una stracittadina quella del 25 aprile tra Baiardo e Genova Calcio, due potenze del calcio genovese che provano a diventare tali anche oltre i confini metropolitani. I 3 punti odierni e gli incroci degli altri campi sono il grimaldello per aprire la porta dell'alta classifica. Cheli a pochi punti da entrambe, tanti ex in campo e fuori, e timori reverenziali accantonati già al 9 minuto. Quello del capitano neroverde sarebbe il secondo gol casalingo consecutivo. La rasiata di Merialdo viene però resettata da una segnalazione di fuorigioco. Poco male per la gara per il Baiardo, perché per vedere il primo gol bisogna attendere solo altri 7 minuti. Un rilancio di Bigi diventa un assist per incerti. Dondero fa il miracolo sul numero 9, ma nulla può sulla respinta, perché Gattiglia lascia Oliviero. Si parlava di ex ed è proprio il più classico dei gol dell'ex a sbloccare una gara che di qui in poi letteralmente decolla. 3 minuti infatti e la Genova sfonda a sinistra. Il cross di Piccareta è perfetto, ma ancora più perfetta è la volée di Campelli che vale l'immediato pareggio ospite. 1-1, si è acceso il caleidoscopio Memoli dalla distanza al 25esimo. Dondero graffia in calcio d'angolo, minuto 30, Incerti sgroppa sulla sinistra, la sua conclusione rimpalla tra 2 difensori biancorossi. L'arbitro ravvede un tocco di mano e il Baiardo va dal dischetto tra le proteste degli ospiti. Battaglia Dondero, il duello dagli 11 metri vinto dall'attaccante neroverde che spiazza il portiere della Genova Calcio. Secondo vantaggio locale, secondo intervento di Dondero pochi minuti dopo, parata che diventa fondamentale quella su Incerti, perché dopo il rigore reclamato dagli ospiti nel minuto 39, all'ultimo sospiro del primo tempo, Campelli ha di nuovo una palla buona che diventa ottima grazie a una deviazione decisiva di un difensore. La traiettoria inganna Bigi e il primo tempo finisce 2-2. Tante occasioni nel primo tempo, poche nel secondo. Spesso è così sintesi che si ravviva dal 35esimo in poi. Campelli prova a segnare la tripletta in 2 circostanze, al 40esimo con una conclusione che termina alta e al 42esimo con una punizione da sinistra che impegna Bigi. L'ultima parola è però per il Baiardo, con Provenzano che si trova davanti a Dondero. Ennesima parata decisiva dell'estremo difensore della Genova Calcio, che è il match ball per gli ospiti, perché finisce 2-2, un punto per uno che forse accontenta tutti.